Dal punto di vista organizzativo adesso entrano gli atleti e allora andiamo a presentare un po' questa gara. Poi tra gli altri atleti del 98 che l'anno scorso avevano ben figurato, Mirko Cocco dell'atletica vicentina in gara con il numero 500. Poi abbiamo tra gli altri attesi protagonisti Belai Giacomelli, che l'anno scorso era stato il vincitore tra i cadetti, portacolori dell'US Pormiese. 4.348 metri, un giro blu, il giro iniziale e poi i 3 giri rossi. Partita la gara, in bocca al lupo agli allievi. Dai Daniele, dai! Daniele! Daniele, fantastico, vai, vai, bravo! Vai che recuperato, vai! Dai Paolino, dai che lo prendi! Vai Giuseppe! Fuori da Giuseppe! Vai Paolo! Tira un po' la salita!
Dai Davide! Dai! Ricordare male, comunque ci prestiamo ad accogliere il vincitore anche con ampio margine di vantaggio. Il secondo non si vede ancora qui nel tratto finale. Vince il titolo italiano Daniel Pattis. Eccolo qua, una superiorità schiacciante, 20 minuti e 2 secondi. Segui fino in fondo. 20 minuti e 2 secondi, in mano, davvero cartellino in mano. notevole. Brava, Questa progressione riguarda nella salita del secondo giro. Adesso ormai ultime battute della corsa anche per il portavalori va a chiudere il numero 184, anche lui atleta del 98, Samuele Nava, secondo. Rettilineo finale anche per Mirko Cocco, atletica vicentina, il migliore degli atleti veneti oggi in gara. Non ha deluso le attese, aveva vinto già la prova di Quantin il 19 aprile scorso, ed è Riccardo Rabino dell'atletica Saluzzo. Quindi Piemonte, poi chiude Andrea Panni, Alta Valtellina, che riesce a strappare questo quinto posto in discesa, riuscendo a prevalere su Andrea Rostan dell'atletica Saluzzo. Poi chiude con il 409 l'atleta della Valle di Non Sole Francesco Larcher con il 189. Chiude Edoardo Bozzolo al gruppo Città di Genova, qui l'atleta con il numero coperto, va bene. È arrivato anche il numero 60, Roberto Cassol dell'Ana Atletica Feltre. Poi ha concluso anche il numero 55, Mihail Sirbu, del gruppo sportivo Quantin. Con il 386 ha concluso anche, poi con il 402 ha concluso Daniele Vernesoni, Atletica Trento. Daniel Pattis della Bozen Raiffeisen, netto vincitore di questa prova del campionato italiano di corsa in montagna categoria allievi. Allora Daniel Pattis, che dici di questa, ti aspettavi questo titolo? Era durissimo, cioè, un po' stanco. Ti lasciamo prendere un po' fiato, però tu fai solo corsa in montagna o vieni da altre discipline? No, anche atletica. Atletica, cosa in particolare? Cross, pista? 3000 e anche cross. Che personale hai sui 3000? 8,55. 8,55, insomma sotto i 9 sempre un bel andare. Fai qualche altra specialità così di sci? No. No, è strano perché dalle due parti, va bene. Allora il primo titolo italiano? Sì, infatti. Complimenti, ti lasciamo prendere fiato. Daniel Pattis, oggi la sorpresa di giornata per questo atleta che si è rivelato il più forte di tutti. Vediamo. In attesa di trovare Nava, Mirko Cocco terzo, allora un podio a cui ambivi, un bel risultato per te? Certo, era il mio obiettivo fin da molti mesi e niente, sono riuscito, sono contentissimo e spero proprio di arrivare in forma ai mondiali. Bene, insomma adesso speriamo di ricavarti un posto, insomma è quello, certo, ovviamente la prestazione di oggi ti dà diritto. Allora Cocco, tu fai corse in montagna o anche altro? No, faccio anche gare su pista, su strada, di solito su pista faccio siepi. Siepi, che personale hai sui te? Ma un tempo alto, 6,35, però questo 2000 siepi. sì, spero di abbassarlo. Bene, certo, va bene, bocca al lupo per le prossime gare. Cercavo anche Nava, eccolo qua,
Samuele Nava, allora che dici di questo tuo? Un'altra volta secondo. Sì, è stata dura, cioè, soprattutto l'avversario davanti era molto forte e poi anche la salita era ripidissima. Ecco, ti ha un po' sorpreso questo avversario, magari che non conoscevi? Sì, l'avevo già incontrato negli anni precedenti, però quest'anno si vede che andava tanto, deve essersi allenato molto. Nava, tu ti dividi un po' tra corse in montagna ed altro, allora in questa stagione che risultati hai già ottenuto? Ho fatto le campestri, gli italiani, e sono arrivato quarto. Poi ho iniziato a fare la pista, ho fatto il 3000 in 8,47 e poi il 2000 siepi settimana scorsa che ho fatto 6,08. Questi sono sicuramente buoni risultati, allora che c'è da fare ancora quest'anno? E adesso in teoria spero di andare in Bulgaria a fare i campionati mondiali. Questo lo sapremo ovviamente, in bocca al lupo. Visto che qualcuno prima mi ha chiesto fare il contatto Paolo Germanetto, allora quanti di questi allieve che abbiamo visto oggi andranno in nazionale? Sono 3 allievi e 3 allieve perché la squadra è completa così. Siamo riusciti a mettere insieme un raduno che sarà inizio giugno dal 8 all'11, dove se possibile, adesso in questi giorni parleremo con Stefano Guardini, cercheremo di chiamare almeno un altro allievo, un'altra allieva a fare un'esperienza di raduno 3-4 giorni in Valle d'Aosta, a Villeneuve, dove c'è una manifestazione nazionale con Pio Maroli. È un'occasione più che altro per far conoscere i ragazzi e farli allenare qualche giorno insieme e poi magari invece in Bulgaria e Smoglia nel 27 di giugno. Sapete già che tipo di percorso sarà, misto? Sì, è un percorso misto su ogni giro, sono a giri come in questa occasione, quindi 2 giri per l'allieve, 3 per gli allievi, 3 km qualcosa per le allieve, quasi 5 per gli allievi, con 2 salite per ogni giro, quindi è un percorso impegnativo, così almeno pare sulla carta. Grazie Paolo Germanetto per queste indicazioni sulla prossima prova.